Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Cividale, giro sul percorso corto della Gran Fondo Haiti e primo ritrovo o primo raduno non ufficiale SWAT FIVG. Si va. Se vai subito, vai. Direzione Monte Maggiore. Ciao. Io per essere sicuro ho già messo il rapportino, Vai, 52. 36, 44. 34, scusa. Ah, 34? Sì, sì. Ah, no, io ho 28. E ogni volta per Auguri! e tutti. Però davanti cos'hai? 30? 52, 33. Ah, cazzo! Impegnativo. Però ho fatto la zuncolanda stupido, per cui diciamo ce l'abbiamo testato. No, adesso te lo dà. Lo varo. Si può fare. Esatto. Savogna dovrebbe essere la rapida, se non ricordo male il nome, visto che le ho fatte tutte per il brevetto Mataiuro. Ultimi 3. Pensare che questa nel brevetto Mataiuro l'ho fatta come seconda
fra le 11 e mezzogiorno, quindi in piena estate con un sole fotonico, e l'ho fatta quasi in scioltezza. Veramente dice tanto della pessima condizione di quest'anno. Sono qua a remare per tenere un ritmo sostenibile. Dentro l'ultimo chilometro Monte Maggiore. Cioè, non ho fatto niente e sono sudato. Assurdo. Grazie. Ciao. Dai. Alla prossima. Sarà fatto. Ciao.
Ciao, quando venite, se volete compagnia. Ciao, alla prossima. Grazie mille per il Ciao. giro. Ciao. Ciao Emilio, piacere. Matteo, piacere. Ciao, grazie mille per il giro. Ciao Emilio. Ciao, Emilio, Alice. ciao. Ci sentiamo sul gruppo, Siamo qua. va bene? Scappiamo. No. Dai. Ciao. Ciao. Allora, 55 km, 1000 metri di dislivello, 2 ore e 15, salva. Ho saltato la seconda salita perché non voglio esagerare, preferisco fare poco più giorni per cercare di recuperare un po' di condizione per bene. Bello ritrovarsi con tutti i ragazzi dello SWAT. Allora, giro bellissimo perché per di qua ci sono delle strade top, ma questo già lo sapevo avendo fatto il brevetto Mataiur e un sacco di giri qua in zona. Bellissimo in gruppo finalmente dopo tanto. Il problema è la scarsa autonomia. Oggi ho voluto fermarmi veramente molto prima di finire la benzina perché è meglio fare i passi uno alla volta. Prova percorso della Gran Fondo Haiti fatta a metà, magari tornerò prossimamente per rifare tutto il giro o fare l'altra metà, la seconda metà. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video e ci vediamo al prossimo.